Carissimi amici di portogruaro.veneto.it, oggi ci troviamo a Cinto Caomaggiore, comune del veneziano balzato di recente alle cronache per lo scontro politico avvenuto tra il parroco friulanista Don Carlo ed il sindaco Guerini. Alle spalle del municipio è stata installata da qualche mese ormai una casetta in legno dove viene erogata acqua naturale e frizzante, latte fresco e detergenti per la pulizia della casa. L'iniziativa pare riscontrare il consenso dei cittadini, visto che ci sono persone provenienti anche di comuni limitrofi. Gran parte di loro apprezza soprattutto l'acqua, che fino al 15 ottobre, salvo un ulteriore rinvio da parte di Acque Basso Livenza, può essere prelevata gratuitamente. Abbiamo notato però che la pavimentazione è bagnata e scivolosa, perché, per forza di cose, un po' d'acqua e di detergente liquido cade a terra mentre si riempiono i contenitori. Con l'arrivo della stagione fredda è probabile che l'acqua a terra si trasformerà in una insidiosa ed invisibile lastra di ghiaccio che potrà far cadere qualche utente della casetta. Non sarebbe stato meglio prevedere una gratta nei pressi degli erogatori in modo che l'acqua scivoli via? Perché la mensola posta sotto i rubinetti dei detersivi dista da loro quasi mezzo metro? Non potevano montarla più vicino, in una posizione più comoda come avviene per l'erogatore dell'acqua? Nonostante queste problematicità non gravi, occorre riconoscere che Cinto Caomaggiore è riuscito a installare la casetta dell'acqua prima del vicino comune di Portogruaro, il cui periodico informativo aveva preannunciato già ad aprile scorso l'imminente messa in funzione di due analoghe casette, una nella frazione di Sumaga e l'altra a Portogruaro. Ma nonostante le rassicurazioni del sindaco Bertoncello, a tutt'oggi, e siamo a metà del mese di ottobre, stiamo ancora aspettando. Chissà, forse per Natale